Buona domenica, carissime amiche e carissimi amici. Siamo di nuovo catapultati nel tempo ordinario, è finito il tempo pasquale e forse, come saprete, in questa ripresa primaverile del tempo ordinario ci sono delle solennità che la liturgia ci permette di celebrare, e la solennità in questa domenica è una grande festa dedicata proprio al mistero più grande della nostra fede, il mistero della Trinità. Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, tre persone, un'unica natura, un'unica sostanza, un mistero incomprensibile che è troppo al di là della nostra possibilità di comprendere, no? Eppure in questa liturgia, che sembra così elevata rispetto a noi, le letture bibliche non ci presentano la storia del dogma, non ci fanno fare le acrobazie mentali, concettuali, filosofiche, teologiche, no. Le letture in questa domenica sono particolarmente storiche, concrete, reali, hanno a che fare con la nostra esistenza, le nostre esistenze personali e collettive. E d'altronde il Dio biblico si presenta così, no? Come un Dio che ama la storia, che ama il mondo, che ama sporcarsi le mani e i piedi con il fango che c'è qui su questa terra, su tutto ciò che è terrestre. La Bibbia inizia così: c'è una terra che è informe, deserta, c'è un grande abisso, eppure Dio si avvicina fin da subito e ci mette le mani, ci mette la sua parola, ci mette il suo spirito. Lo spirito di Dio alleggiava sulle acque e Dio si prende cura di questo deserto, di questo abisso, di queste tenebre spaventose, trasforma tutto e crea il giardino, crea il cosmo, crea la bellezza, crea la possibilità della vita e crea la possibilità della abitabilità di questo pianeta, no? Del fatto che la Terra sia qualcosa di ospitale per me. E la motivazione di tutto questo, ce la dice proprio Mosè alla fine della prima lettura oggi. Sappi dunque oggi e medita bene nel tuo cuore che il Signore è Dio lassù nei cieli e qua giù sulla terra. Lui è nei cieli e sulla terra. È un Dio che mi è molto più vicino di quanto io possa immaginare. Osserva dunque le sue leggi e i suoi comandi che oggi ti do, perché sia felice tu e i tuoi figli dopo di te, perché tu resti a lungo nel paese che il Signore tuo Dio ti dà per sempre. Dio vuole che io sia felice, per questo mi dà una terra e mi dà una parola. Mi dona la terra e mi dona la parola. Vanno insieme queste cose, no? Perché ci sia felicità, perché questo Lui vuole, che io sia felice e che siano felici anche i figli, dice, i tuoi figli dopo di te. La chiave di lettura collegata a tutto questo che troviamo nel brano del Vangelo di oggi, siamo negli ultimi versetti del Vangelo di Matteo, proprio il gran finale del Vangelo di Matteo, un finale molto solenne. Siamo nel periodo post-pasquale, bellissimo, però, essi però davanti al risorto, no? Quando lo videro, cioè stanno vedendo il risorto, da un lato si prostrarono, essi però dubitarono. Pensate un po', la loro fede è ancora così fragile, così debole. Cosa accade a questo punto? Forse ci aspettiamo che Gesù li rimproveri, che Gesù sia deluso, che Gesù faccia dei licenziamenti, li mandi a casa tutti. Gesù si avvicinò. Questa è la chiave forse più grande in questa liturgia, in questa festa della Trinità. Gesù si avvicinò, è Lui che si avvicina, è Lui che colma la distanza. È Lui che supera questa situazione di impasse a causa delle nostre povertà, no? È Lui che dona lo Spirito.
Tra l'altro, appunto, all'inizio della Genesi Dio prende il fango e crea l'uomo, l'essere terrestre, no? L'essere umano terrestre che è fatto di fango, però è un impasto di fango e di spirito, perché Dio ci mette il suo alito, il suo spirito, il suo respiro. Siamo un misto di fango e di spirito noi. E Gesù risorto fa la stessa cosa. La prima cosa che fa il risorto è trasmettere il suo alito, lo spirito del Padre, a questi uomini fragili, la cui fede è povera, povera, e quindi non c'è solidità. Eppure lui ci crede, continua a crederci in noi, e il mistero della Trinità è Dio che crede in me, prima ancora che io possa credere in Lui, prima ancora che io abbia la capacità di elaborare un percorso di fede, un itinerario di fede. Dio crede in me, Dio continuerà a credere in me nonostante la mia non credibilità, perché io resterò anche poco credibile, sicuramente. E Lui continua a credere in me. Questo è il mistero della Trinità, è che Dio crede in me. E a questi uomini così poco credibili, e hanno dimostrato di essere poco credibili, Gesù dice: andate in tutto il mondo, fate discepoli tutti i popoli. Ecco. Questo è il mistero della Trinità, è che la mia vita possa essere la vita secondo lo Spirito, la vita ispirata dal Vangelo, una vita felice. Buona domenica.